Sono onorato di essere qui oggi per ricevere questo premio dal Consiglio regionale e dall'Associazione Venezia Comics. La mia storia comincia con un bellissimo regalo di mia nonna, quando mi regalò un bellissimo volume di Super Gulp. All'interno tantissimi fumetti diversi, da Tex ad Alan Ford, ai Fantastici 4, al mitico Thor, ad Asterix. Però il personaggio che mi ha colpito, che mi ha fatto decidere di intraprendere questa carriera è stato proprio l'Uomo Ragno, Spider-Man. Un'ossessione che ho da quando sono bambino e che mi sono portato avanti in tutti gli anni, tutta l'adolescenza e tutta l'età adulta, insomma, finché sono riuscito a coronare il mio sogno di poter lavorare in Marvel Comics e questo sogno continua tuttora. Al momento sono stato insignito del titolo di Young Guns della Marvel. Gli Young Guns sono gli autori su cui la Marvel punterà per il prossimo futuro, a cui darà le serie più importanti. E mi hanno affidato il rilancio della serie di Daredevil, che sta andando benissimo, e la nostra collaborazione continua tuttora dopo molteplici successi, dai fumetti di Star Wars alla serie di Punisher, appunto ad Amazing Spider-Man e a tutti i fantastici personaggi che compongono il favoloso mondo del Marvel Universe. La cosa buffa è che, appunto, riallacciandosi al premio che mi hanno consegnato oggi, il tutto si riconduce ad un piccolo studio in provincia di Venezia. A livello fumettistico, a livello di supereroi, gli italiani si stanno sempre più distinguendo, soprattutto nel mercato americano, e questo per noi italiani, soprattutto per la regione Veneto, è un motivo di orgoglio. Oltre a Marco vanno nominati anche autori come Simone Bianchi e soprattutto dal punto di vista femminile Laura Braga, Mirka Andolfo e ultima nominata, ma non in ordine di importanza, Sara Pichelli, che ricordiamo ha collaborato nel film animato di Spider-Man, che ha ricevuto comunque l'Oscar quest'anno come miglior film di animazione. E quindi per noi è una giornata importante, appunto, per fare un riconoscimento a Marco per il lavoro che sta facendo in America e anche in Italia. Potete ritrovarlo fra 2 settimane, il 13 e il 14 aprile, al Venezia Comics, che finalmente riprende la sua edizione dopo 3 anni di pausa, quindi vi aspettiamo numerosi.